Rush finale, il derby della Lega è all'ultima curva. Lanciati al galoppo arrivano due cavalli di razza, Matteo Salvini e Umberto Bossi. Il nuovo contro l'antico, il futuro contro il passato, il giovane rampante contro il vecchio leone. Leggetela come volete, ma la sfida è appassionante. I bookmakers della politica sono scatenati, il traguardo si avvicina ogni giorno, ogni ora, ogni minuto che passa. Il 7 dicembre le primarie del Carroccio diranno chi siederà sulla poltrona che conta, chi condurrà il vascello della Lega fuori dalle risacche del consenso, chi sarà chiamato a ritrovare i voti perduti fuori dal partito, chi sarà chiamato a pacificare le diatribe dentro al partito. Dobbiamo essere giusti, come ho sempre chiesto a tutti i segretari, di essere giusti nei confronti dei militanti, e non si può declassare o buttare fuori un militante solo perché non risponde al capobastone di turno. Questo sarebbe il dramma più grave ed è la cosa che mi chiedono di più i militanti. Parlare di Lega significa pensare a Bossi. Bossi ha creato una storia politica e della Lega, lascia alla Lega quelli che sono stati i principi, i valori, le idee, che sono diventate poi con il tempo anche le idee delle altre forze politiche, gli obiettivi delle altre forze politiche, una per tutte, basta citare il federalismo. Il Senatur profuma ancora di nostalgia, di antico folklore, per molti, per tanti, forse inaspettatamente per più militanti di quel che si direbbe. Ma Matteo Salvini è spinto dal vento del rinnovamento e oggi non si può guardare avanti se non si è capaci di modernizzare. Bossi è il carisma, ma Salvini compensa con la freschezza dei 40 anni. Ha raccolto 4.000 firme a sostegno della sua candidatura. Il padre della patria leghista invece solo 1.000 e per la prima volta gli tocca la parte dell'outsider. Ma è un cavallo di razza e guai a darlo per sconfitto. Ma credo che fondamentalmente le differenze siano l'età e poi, come dire, un carisma che Bossi ha dimostrato negli anni di avere, Salvini dimostra di avere delle capacità. Io mi auguro che abbia lo stesso carisma di Bossi, perché il nostro è un partito che ha bisogno di carisma anche. Ho sperato e spero fino all'ultimo che comunque ci troviamo di fronte ad un'unica candidatura, perché comunque mi sento imbarazzata all'idea di dover votare Bossi, nel senso che Bossi rimane Bossi, e quindi io credo che non avremmo nemmeno dovuto arrivare ad una presentazione della sua candidatura. Insomma, il rush finale è iniziato, il segretario federale uscente Roberto Maroni si siede in tribuna e osserva. Sarà una bella sfida. E già, il traguardo è a un passo, il futuro aspetta, anzi, è già in fuga.